Benvenuti a tutti, grazie Daniela Bernardi, vice sindaco, quindi rappresenta il sindaco Balo, che ci siamo incontrati noi sabato, aveva già preannunciato che oggi era impegnato a Roma. Ringrazio per l'ospitalità, questa è una delle prime conferenze che facciamo, che ha così l'impegno di che cosa? E naturalmente io, come era già preannunciato vice sindaco, io rappresento il comitato organizzatore, quindi soprattutto il comitato organizzatore che lo dice diciamo così, l'indicazione che dà il Marathon dell'UNESCO, nel seno del comitato appunto sta già evidente Cividale, Palmanova che vi racconterà alcuni aspetti importanti. Sottolineo un altro aspetto prima di dare la parola a Cecilia, che Cecilia si occupa anche in Italia di fare attività sociali, e nello sport noi siamo stati incaricati per 2 anni dalla Presidenza del Consiglio di gestire il più grosso progetto antidoping per lo sport dilettantistico. Abbiamo coinvolto 50.000 sportivi dilettantistici negli ultimi 2 anni e questo è importante secondo me sottolineare come Cecilia si occupi sia di cooperazione internazionale ma anche di altre attività sociali in Italia. Cecilia? È caduta sul territorio, sul quale tutti quanti ci crediamo, e il fatto che vi siano anche attività produttive che hanno riconosciuto questo valore alla maratona dando un contributo in termini di promozione diventa importante. Avete tutti i nominativi, anzi io direi di ripetere magari se qualche giornalista poi ha bisogno di contattare magari la Sicilia, prendete poi contatto con la Sicilia in modo tale che se avete bisogno di ulteriori informazioni, magari qualche chiarimento o qualche conoscenza in più delle persone poi atleti. Poi ovviamente gli atleti che correranno la maratona sono persone che sono atleti veri e propri, preparati, che hanno l'orgoglio di rappresentare il loro paese. In questo caso abbiamo 2 atleti siriani confermati e quindi per loro è un'occasione anche di dimostrare che la Siria anche partecipa per la pace. Sono dimostrati tutti molto entusiasti nel collaborare per questo messaggio. Ed io ringrazio sentitamente l'Auxilia che ha messo in moto i suoi canali diplomatici, i suoi canali organizzativi per poter portare qui questo simbolo. New York vive perché, cioè la maratona di New York vive perché ha il nome della Grande Mela e tutti aspirano ad andare lì. Se noi che riusciamo ad agganciare il simbolo UNESCO, che è già un simbolo eccezionale, ad un simbolo riconosciuto per una pace, abbiamo messo 2 pilastri nelle nostre fondamenta. Il resto viene un po' anche da solo. Quindi noi vogliamo fare un investimento in attualità, un investimento nella pace ed un investimento anche nel mondo del sociale. Sociale dico, la maratona non può essere solo agonismo, deve essere anche sport per tutti, deve essere anche cultura, deve essere anche educazione.